Amici di Eraldo, buon pomeriggio. Da lettori diventate da oggi anche spettatori della nostra testata. Inauguriamo infatti questo 15 di aprile una nuova serie di eventi online. Lo facciamo ovviamente con la direttrice del nostro giornale, Elena Guerra. Elena, una nuova occasione per approfondimenti con Eraldo. Sì, grazie intanto Ernesto per questo lancio. Invito insomma tutti e tutte a seguirci nei prossimi giorni, sempre alle 31, quindi decidiamo di far succedere qualcosa alle 31 di ogni giorno, speriamo, tranne per ora sabato e domenica, vedremo fino a quando ce lo permetterà anche questo isolamento. Dobbiamo sempre trovare qualcosa di positivo nelle cose che succedono, visto che è un tempo, insomma, di vita vissuta e anche di vita progettata, anche rispetto a questa nuova testata che è Eraldo, nata il 31 marzo, quindi giochiamo anche con i numeri, visto che lo possiamo fare, abbiamo tanto tempo da pensare questi giorni. E oggi iniziamo quindi il primo appuntamento e siamo felici anche di avere una persona particolarmente impegnata, vero? Sì, abbiamo un collega, un giornalista che ci darà una mano ad approfondire un tema molto delicato per il nostro territorio, anche se è un problema, diciamo, di scala mondiale. Lo introduciamo subito, siamo in compagnia di Pierpaolo Romani, giornalista e ricercatore, autore di libri, fra cui anche Calcio Criminale, è stato il consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli amministratori locali minacciati e della Commissione parlamentare antimafia. È coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. Pierpaolo, grazie per essere con noi qui oggi pomeriggio. Grazie a voi e buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Allora, avrete capito, parleremo di mafia per circa 30 minuti insieme a Pierpaolo Romani. Pierpaolo Romani è assolutamente una autorità su questo argomento. Pierpaolo, negli ultimi 10 anni circa 2000 aziende in tutto il centro-nord, di cui ben 400 circa nel nostro nord-est, hanno avuto purtroppo una connessione con la criminalità organizzata. Questo non lo diciamo noi, lo dice uno studio dell'Università di Padova che ovviamente ha ricavato questi dati anche da atti giudiziari che hanno interessato appunto la nostra regione. Dall'inizio del 2019 sono stati condotti circa 90 accertamenti, sono stati segnalati quasi 20 milioni di profitti riferibili alle attività illecite. Insomma, quello che forse un tempo si sospettava, cioè che la mafia fosse presente in maniera piuttosto profonda nei nostri territori, oggi è assolutamente un dato di fatto. Sì, i dati oggettivi che tu hai poc'anzi ricordato lo attestano e direi anche che da anni basta leggere le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia o la relazione della Direzione Investigativa Antimafia che ci raccontano non solo di un'espansione delle mafie nel centro-nord, ma siamo arrivati anche, Veneto compreso, in una fase di radicamento, cioè di assestamento, di presenza costante e di una penetrazione e di una occupazione, per meglio dire, significativa dell'apparato economico. Oggi, in questo momento così drammatico per varie cose, tra cui per la situazione economica, dove il nostro tessuto fatto di piccoli e medi imprenditori soffre magari di liquidità, ecco, le mafie invece la liquidità ce l'hanno e ne hanno tanta, hanno il problema di spendere soldi, non di trovarli come i nostri imprenditori. E quindi questi soldi fanno sì che le mafie non solo possano operare come imprese, ma addirittura come delle banche, perché prestano denaro finanziando anche senza ricorrere ai tassi di usura. A volte si va in concorrenza alle banche, al sistema economico e finanziario legale, e dicevo, si prestano soldi agli imprenditori in difficoltà. In altre situazioni magari invece si investe da parte dei mafiosi, perché alcuni imprenditori, io penso a un settore che anche il Ministero dell'Interno qualche giorno fa ha dichiarato essere molto esposto, quello della ristorazione, quello degli alberghi, quindi pensiamo in Veneto e nel Veronese a tutta la parte del lago di Garda, a tutta la parte delle spiagge sul Veneziano e così via. Ecco,
tutto questo settore magari può indurre qualche imprenditore in un momento così difficile a decidere di cedere la propria attività ad un prezzo più basso del reale valore di mercato. Sia nel caso del finanziamento mafioso, sia nel caso dell'investimento, il fine è sempre quello: impossessarsi delle aziende, che vuol dire a sua volta alla fine condizionare i mercati e controllare i territori. Quindi è un allarme, quello lanciato dai servizi segreti, dal procuratore antimafia del Ministero dell'Interno, da prendere veramente sul serio. Sì, fra l'altro un tempo si immaginava la mafia come una attività soprattutto violenta sul territorio, no? E per certi aspetti ancora lo è in certe zone del mondo. Di certo è che noi dobbiamo cambiare gli occhiali con cui noi guardiamo questo fenomeno qui da noi, perché la mafia si presenta oggi in giacca e cravatta. Ma guarda, la mafia non solo si presenta, ma in alcuni casi viene cercata, bisogna dire anche questo. Certo. L'indagine Aspide, fatta dalla DIA di Padova con la Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, ha dimostrato che c'erano degli imprenditori non solo in difficoltà, ma imprenditori che volevano evadere le tasse. E diciamo questo gruppo criminale, che era vicino ai Casalesi, un gruppo di camorra della provincia di Caserta, c'era il suo capo a dibattimento alla domanda del pubblico ministero: perché siete venuti qui? Lui rispose: perché qui c'è un sacco di gente che non vuole pagare le tasse, e noi avevamo tutte le conoscenze, le esperienze, le strutture per rendere possibile questo. Altro elemento da sfatare è che i mafiosi non è che non sparano più, attenzione, quando serve sparano. Per esempio dei colleghi giornalisti, penso a Borrometti ma anche ad altri, volevano ammazzarli anche in tempi recenti. È che i mafiosi hanno capito che è meglio ricorrere alla corruzione piuttosto che all'esercizio della violenza, perché con la corruzione tu anche magari mantieni la facciata pulita delle aziende, delle istituzioni e quant'altro, ma è come un tarlo che va nel legno, la distruggi dal di dentro. Ecco, quindi la corruzione è molto meglio rispetto alla violenza, perché la violenza spaventa le persone. Se poi si spaventano le persone, ti arrestano, ti processano, ti incarcerano e soprattutto ti tirano via la roba, cioè te la confiscano. E togliere i patrimoni ai mafiosi vuol dire intaccare in maniera decisa il loro potere. Quindi hai detto bene, ci vogliono occhiali nuovi. Bisogna guardare quindi non solo ai dati che vengono registrati in violazione del codice penale o del codice civile, ma io per esempio invito tutti a guardare i dati della Banca d'Italia sulle operazioni finanziarie sospette. Nell'ultimo rapporto noi abbiamo registrato 8.788 operazioni finanziarie in Veneto l'anno scorso, ci pone questo dato al quinto posto a livello italiano, e dentro questo dato 1.769 operazioni sono state registrate a Verona, che è la seconda provincia veneta per numero di operazioni finanziarie sospette. Allora cosa ci dice questo? Che i soldi, diciamo così, di provenienza illecita vengono mescolati laddove già il denaro gira. E non lo fanno i mafiosi questo, molto spesso lo fanno dei bravi professionisti, lo fanno degli imprenditori che non solo hanno bisogno, ma hanno un desiderio, che è quello di fare tanti soldi e di farli in fretta. Ecco, i mafiosi sono dei buoni clienti a questo fine. Sì, insomma, stiamo dicendo che gli imprenditori non sono solo le vittime come vengono spesso presentate dalla mafia, spesso c'è proprio una voluta connivenza con questo sistema. Sì, e noi quello che viene fuori dalle indagini, quindi non è un giudizio e non si può neanche, non è corretto neanche generalizzare, ma dalle inchieste fatte nel nord Italia viene fuori che un pezzo di imprenditoria, ecco, è disposta a fare affari, anzi cerca servizi, penso allo smaltimento dei rifiuti, penso al recupero dei crediti, penso ai servizi di vigilanza, ma visto che siamo in una bellissima conferenza di Eraldo, io ci terrei però anche a dire che per esempio a Verona il presidente di Appindustria, Renato Della Bella, pubblicamente ha preso delle posizioni forti per dire gli imprenditori non devono assolutamente chiedere soldi alla mafia, fare affari con mafiosi, ma anzi noi dobbiamo collaborare con le autorità. E anche la Camera di Commercio di Verona l'anno scorso con avviso pubblico ha ospitato un interessante convegno proprio per ribadire questo. Adesso ecco, siamo nella fase in cui, mettendo a sistema queste
positive intenzioni con le cabine di regia che stanno per essere messe in atto nelle prefetture, e quindi si mettono insieme le forze dell'ordine, la magistratura, gli imprenditori, le associazioni. Ecco, questo è un metodo molto importante, perché la criminalità mafiosa è forte in quanto organizzata. Ecco, noi non possiamo permetterci di essere disorganizzati. Noi dobbiamo salvare le imprese sane che ci sono e vanno tutelate, non messe in una condizione di essere tentate di chiedere soldi a chi poi gli porterà via la proprietà. Elena, non so. Sì, Pierpaolo, ci sono degli strumenti che si possono mettere in atto proprio per questo tipo di contrasto all'illegalità. So che è una domanda difficile, soprattutto in questo periodo di emergenza, cioè un periodo molto nebuloso dove insomma 2 mesi molto intensi anche per la regione del Veneto. Sì, ti ringrazio per la tua domanda, che è molto importante, perché mi aiuta a chiarire un principio. Oggi noi sentiamo dire due cose che sono sicuramente vere, ma bisogna che trovino un equilibrio con altre esigenze. Allora, noi sentiamo spesso dire che bisogna fare in fretta e sburocratizzare. Questo è vero in entrambi i casi, ma non può coincidere la sburocratizzazione e l'accelerazione delle procedure con la cancellazione dei controlli o con l'attenuazione della trasparenza, perché se no siamo punto a capo, cioè torniamo indietro di anni nelle conquiste che abbiamo fatto, perché i mafiosi delle mazzate le hanno prese, non è che ci dobbiamo dimenticare di questo. Cioè noi anche nel centro-nord abbiamo non solo arrestato persone, ma abbiamo sequestrato, lo ricordava poc'anzi anche Ernesto, aziende, immobili per diversi, non milioni, miliardi di euro. Allora, questo è il principio che io ci tenevo a sottolineare. E uno strumento importante è quello, per esempio, svolto dalle prefetture con le interdittive antimafia. A Verona la prefettura si è particolarmente distinta negli ultimi 3-4 anni per questo ruolo di prevenzione esercitato. 22 interdittive antimafia negli ultimi 4 anni, di cui le ultime 4 emanate dal prefetto Cafagna, che ha sostituito il prefetto Mulas. Questo vuol dire che i controlli funzionano, ok? I controlli delle banche, dicevo le operazioni finanziarie sospette, la Banca d'Italia il giorno 10 di aprile ha diffuso delle raccomandazioni agli istituti di credito per dire c'è questo pericolo di cui stiamo parlando oggi, attenzione ai flussi finanziari, attenzione alle richieste e concessioni di credito. L'altro elemento è che i soldi devono essere tracciati, bisogna sapere, ci devono essere dei conti dedicati dove i soldi arrivano e dove i soldi escono, e capire da chi arrivano e dove vanno a finire. Ma mi permetto di dire che oltre ai controlli, diciamo, delle autorità, sono importanti quelli che, diciamo, in un evento simile a questo che abbiamo fatto con Avviso Pubblico, il professor Sciarrone ha definito il controllo tra pari. Cioè è anche importante che dentro il settore delle imprese, dentro il settore del lavoro, ma anche dentro il settore della pubblica amministrazione, chi vi opera dentro stia attento a quello che succede e sia disposto a segnalare se ci sono delle situazioni critiche che possono essere generate da varie situazioni. Quindi il tema della trasparenza e della legalità si assomma col principio della responsabilità, cioè tocca a tutti quanti vigilare perché delle cose negative non accadano. E siccome i mafiosi vogliono operare, diciamo così, nel grigio, se non nel buio totale, ecco, accendere un faro laddove ci possono essere delle situazioni critiche e farlo preventivamente, cioè prima che possano accadere delle cose, è molto importante. Aggiungo solo un ultimo passaggio, ma per me fondamentale. Noi oggi, a differenza del terremoto dell'Irpinia, che è stato citato da diversi per dire nelle emergenze le mafie ne approfittano, noi in 30 anni abbiamo imparato tantissime cose su cosa sono le mafie e come si muovono. E quindi questo vantaggio di conoscenza diventa anche un vantaggio strategico. È molto importante che dalla fine di marzo ad oggi già siano stati allertati le questure, le prefetture e si sia aperto un dibattito nel nostro paese. Ecco, questo dibattito dobbiamo, come posso dire, sostenerlo e poi tradurlo in cose pratiche, ma sempre in una logica di trasparenza, di legalità e di responsabilità.
Per Paolo, i beni confiscati sono un nodo critico, uno dei mezzi che si hanno per combattere e contrastare la mafia, però possono diventare anche un guaio per certi aspetti, no? Allora, guarda, i beni confiscati sono come le aziende la rappresentazione materiale del potere delle mafie e della loro forza economica, ma non sono beni come i beni demaniali, qualsiasi altro bene, cioè sono beni simbolici che rappresentano appunto il potere di queste organizzazioni. Allora io ci tengo a ricordare che c'è una legge, la 109 del 96, che è una legge tra l'altro di iniziativa popolare promossa da Libera e che ha raccolto 1 milione di firme di tanti cittadini ed è una delle poche leggi non emergenziali nella lotta alle mafie approvate nel nostro paese. Cosa dice questa legge? Che quando si prende un bene confiscato, un'azienda, bisogna cercare di utilizzarla per fini sociali, istituzionali o di sviluppo. Tradotto vuol dire fini sociali, un comune se ha a disposizione un appartamento di un delinquente, lo mette per dare spazio magari a un'associazione che si preoccupa di aiutare le persone in difficoltà. Fini istituzionali lo trasformano in ufficio, fini di sviluppo l'azienda cerca di farla ripartire. I problemi dove stanno? Primo, trascorre troppo tempo tra la fase di sequestro, che è un provvedimento provvisorio, a quello definitivo, che è la confisca, alla destinazione e all'utilizzo. Secondo, prima di lasciare i loro beni, tendenzialmente i mafiosi fanno di tutto per non uscire, quindi accampano storie dei bambini piccoli, eccetera, eccetera, oppure li distruggono, li danneggiano pesantemente, d'accordo? Terzo elemento, se penso alle aziende, ci sono delle aziende che stavano sul mercato perché erano pompate, drogate di denaro liquido frutto del narcotraffico, ma non potrebbero mai stare in piedi in una situazione di mercato normale. Questo che cosa significa? Significa che bisogna chiuderle queste aziende, ma chiuderle vuol dire far perdere posti di lavoro e quindi il pericolo è che le persone pensino con la mafia si lavora, con lo Stato si resta disoccupati. Detto tutto questo, sono solo i principali nodi che mi sono permesso di evidenziare. Vorrei però dire che i beni confiscati, anche in Veneto, anche nella provincia di Verona, in altre parti d'Italia, hanno permesso però a tanti giovani di trovare lavoro, hanno permesso a tanti giovani di avere degli spazi di socialità, hanno permesso quindi di creare capitale sociale che è fondamentale anche in questo momento storico che stiamo vivendo, la cura delle relazioni, che vuol dire l'attenzione alle persone, la cura della fiducia tra le persone e le istituzioni, è assolutamente un'arma che non dobbiamo disperdere da questo punto di vista. E quindi ecco, i beni confiscati per essere gestiti bene, dal 2010 esiste anche un'agenzia nazionale che ha avuto delle difficoltà di partenza, ma adesso pian piano sta migliorando. Quindi ecco, con l'aiuto dell'agenzia, che si basa poi sulle prefetture e sul ruolo dei comuni per l'assegnazione a cooperative ed associazioni, ecco, questo mondo dei beni sottratti è fondamentale, perché qual è il principio? Tu mafioso che ti sei comprato un bene o un'azienda calpestando i diritti delle persone, addirittura il più importante che è quello della vita, ti prendiamo quel bene e lì dentro i diritti li riconosciamo. È il discorso di Dalla Chiesa, vinceremo la mafia quando dai privilegi passeremo a riconoscere i diritti alle persone. E quindi il consenso sociale, anziché verso i mafiosi, virerà sempre di più verso le istituzioni. Pierpaolo, mi permetto di intanto, appunto, è anche un modo per guardare a questo argomento in modo molto costruttivo e positivo. Prima di leggere le domande che ci stanno arrivando in diretta da Facebook, che le terrei fra 5 minuti, quindi per chi vuole farne Sì, ancora, poi le raccogliamo tutte insieme. Volevo sì. prima magari della domanda di Ernesto che stavo facendo, volevo chiederti se hai dei buoni esempi da citare, soprattutto magari su Verona, su campi confiscati che sono stati Certo. ricollocati in agricoltura, piuttosto che attività che le persone potrebbero anche conoscere e avvicinarsi per contrastare in qualche modo anche in prima persona a questo fenomeno molto negativo che ci riguarda da vicino. Certo, per quello che è di mia conoscenza posso dirvi che per esempio nel comune di Erbè
c'è un bene che apparteneva a una persona che era coinvolta nel narcotraffico, con persone legate alle mafie. Oggi questo bene è stato recuperato e da una parte serve all'ASL per seguire dei giovani che hanno dei problemi seri di natura psichiatrica, ma qui c'è la grandissima cosa che questi ragazzi, anziché stare a casa, magari con i loro familiari già in difficoltà attaccati alla televisione, vanno lì tutta la giornata e studiano, lavorano, fanno, quindi c'è un riconoscimento della dignità delle persone che non va mai dimenticato. Ma dall'altra parte di questo bene è diventato la base degli scout, la base Airone, dove tutte le estati libera con lo SPCGL, l'Arci e Avviso Pubblico ed altre associazioni si fanno i campi di formazione e di lavoro dove arrivano ragazzi da tutto il Veneto e da tutta l'Italia che stanno lì una settimana non solo a ragionare dei temi di cui ragioniamo noi, ma sistemano il bene, curano il terreno e quindi portano anche un beneficio per la collettività. Un altro bene confiscato esiste Raldon, qualche appartamento è stato utilizzato dal comune di Verona per aiutare le persone vittime di violenza o di tratta, ecco, fino a scendere un po' più a sud dove ci sono le cooperative di Libera, dell'Arci e di altre che producono olio, pasta, vino e terreno con la vitamina L, che è quella della legalità, no? E che questi beni vengono distribuiti anche nei supermercati Coop, nella grande distribuzione. Quindi la cosa interessante è che si è attivato un circuito di sviluppo economico non assistenziale, ma di mercato. Quei prodotti sono straordinariamente buoni, vi invito a visitare il sito di Libera Terra perché lì trovate tutto quello che vi ho poc'anzi menzionato, ma soprattutto, vedi, in un sud, per esempio, che come ci dice l'Istat o lo Svimes si sta spopolando di giovani, ecco, i beni confiscati possono diventare, a partire dall'agricoltura, che secondo me è un settore che forzatamente andremo a riscoprire, ed è bene che sia così, diventano anche uno strumento di cittadinanza. Non si viene più espulsi dalla propria terra perché manca il diritto al lavoro, ma si resta lì perché si ha la possibilità di vedere riconosciuto un lavoro vero e soprattutto quando si va la mattina nel campo si pensa a Pio La Torre, si pensa a tanti sindacati Peppino Impastato, a tante persone che per darci una repubblica democratica e fondata sul lavoro hanno dato la cosa più importante che avevano, che era la loro vita. Ecco, quindi è un debito che si paga anche nei loro confronti. Pierpaolo, velocemente un passaggio anche sulle mafie importate in qualche modo, no? Perché come dicevamo, la mafia nostra si sta occupando di finanza, lasciando magari anche degli spazi, penso allo spaccio di droga, alla prostituzione, nel quale si sta infiltrando la mafia nigeriana, ma quello è solo uno delle tante tipi di mafie che si possono immettere nei nostri territori. Come interagiscono fra di loro, fra l'altro, le varie mafie? Sì, allora grazie di questa domanda che è molto importante. Allora, solo una precisazione, le mafie italiane, vedi, hanno questa capacità di guardare verso il basso e verso l'alto, quindi alle classi sociali regalano la spesa, le mascherine e quant'altro e poi girano sulle imprese e sulla borsa. Quindi hanno storicamente la capacità di guardare in basso e in alto e la seconda caratteristica è quella di unire la tradizione alla modernità. Allora, investono in borsa per dirti, ma non mollano il controllo dei mercati ortofrutticoli. E Verona su questo deve stare molto attenta perché è uno dei mercati ortofrutticoli più importanti d'Italia. Per quanto riguarda le mafie straniere, noi nel nostro paese abbiamo cominciato ad avere la presenza delle mafie straniere soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino. E quindi abbiamo avuto l'arrivo di mafie dall'est e poi di mafie che arrivano dal continente sudafricano. La mafia nigeriana a cui tu hai fatto cenno, insieme alle mafie asiatiche, ad esempio, e a quelle sudamericane, di che cosa si occupano soprattutto? Si occupa di prostituzione, nel senso di tratta di persone finalizzate poi all'abuso, allo sfruttamento sessuale e si occupa del traffico di droga. Ecco, c'è un elemento interessante da questo punto di vista, che nel nostro paese convivono diversi tipi di mafia senza confliggere. Sono rari i conflitti. Questo ti dice che il mercato è talmente ampio
i consumatori di droga, i consumatori di sesso a pagamento, la possibilità di mettere in circuito del denaro poco pulito in circuiti puliti. Ecco, il mercato è talmente grande che c'è posto un po' per tutti e questo non va bene. Allora, ottimo il lavoro delle forze di polizia, della magistratura, ma non basta. Ci vuole il ruolo dei cittadini innanzitutto, poi delle associazioni di categoria, dei sindacati, perché il problema della mafia non è solo un problema di codice penale, è un problema di democrazia innanzitutto. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato che la mafia e la corruzione sono un furto di democrazia. Ecco, quindi è questa la ragione per cui noi dobbiamo pensare alle mafie con quegli occhiali diversi che tu richiamavi all'inizio di trasmissione. Velocissimamente un'altra domanda prima di passare alle domande che ci stanno arrivando dai nostri spettatori e lettori. Tu ti sei occupato anche del rapporto con il calcio e la criminalità in un testo anche molto importante di circa 10 anni fa. Che cosa possiamo dire riguardo questo? È un fenomeno che riguarda forse soprattutto il sud, ma non solo, perché ci sono stati anche dei casi piuttosto eclatanti qua nel nord Italia. Beh, guarda, io quando scrissi il libro nel 2012 mi ricordo ancora che una settimana dopo una persona mi chiamò e mi disse: ma sei sicuro di quello che hai scritto? E io dissi: guarda, io ho 30 pagine di bibliografia nel mio libro e sono fondamentalmente atti giudiziari, atti ufficiali e quindi roba pubblica. Il problema è che forse in pochi, al momento quando l'ho scritto io, non per vanto, ma era oggettivamente così, nessuno era andato a vedere. E che cosa è successo? Che si è scoperto che da buoni imprenditori anche i mafiosi diversificano e uno dei settori in cui hanno diversificato è il calcio e poi un po' più avanti si è scoperto anche il gioco d'azzardo, che è un altro grandissimo comparto dove i mafiosi hanno messo testa e soldi e risorse. Il calcio perché interessa i mafiosi? Per due ragioni fondamentalmente. Primo, consente di riciclare denaro sporco. Secondo, consente di generare e coltivare consenso sociale. E questo consenso sociale apre tante porte. Una volta un signore mi disse: sa, io ho comprato una squadra di calcio in una delle presentazioni che ho fatto. Mi disse: ho comprato una squadra, io sono un imprenditore abbastanza importante nella mia zona e prima se volevo ampliare la mia attività dovevo scrivere a questo, a quello passavano mesi. Ho comprato la squadra di calcio, lui era una persona a posto, però vi dico la dinamica. Dice: dopo poco mi ha chiamato il presidente della Camera di Commercio, ho telefonato al questore, mi ha ricevuto 2 giorni dopo, idem il prefetto. Ecco, questo per dirvi che succede questo. Terzo passaggio, il tema delle scommesse. Il legislatore italiano alla fine degli anni 90 pensò che rendendo lecite le scommesse si sarebbe sottratta una fetta di mercato alle mafie. Purtroppo non è successo, perché i mafiosi sono imprese che operano tanto sul mercato legale come sul mercato illegale. Quindi le mafie comprano le squadre di calcio anche per condizionare il mercato delle scommesse, quindi combinare le partite e scommetterci sopra a colpo sicuro. Poi sono nelle tifoserie. Il caso della Juventus è un caso emblematico. E a parte il mio libro io rimando alla più recente relazione della Commissione Antimafia dove ho lavorato sul rapporto calcio e mafia, approvata all'unanimità, dove proprio si raccontano episodi anche di squadre di Serie A, di Serie B del nord Italia e non solo squadre del campionato dilettantistico del Mezzogiorno. Elena, se sei d'accordo andrei con le domande dei nostri lettori. Laura sì, perché ci chiede, siamo già alla fine della nostra diretta. Andiamo veloci. In tempo di crisi la criminalità organizzata si infiltra nell'economia legale. Cosa possiamo aspettarci a Verona e in Veneto per il post-emergenza? Quali sono i settori più sensibili sui quali vigilare? Allora, i settori più sensibili sono quelli che anche il Ministero ha indicato, sono quelli dei trasporti, sono quelli della sanità in questo momento, no? La produzione delle mascherine e di tutto quello che serve per aiutare le persone che purtroppo hanno preso il Covid, il settore dell'edilizia e degli appalti, ok, e che è un altro settore importantissimo, la gestione dei rifiuti, c'è un problema di smaltimento di rifiuti ospedalieri adesso, no? Che vanno trattati in maniera molto delicata. C'è tutto il settore del credito, per quello che dicevamo poc'anzi. Quello che mi aspetto io da Verona è che ci sia un controllo adeguato e conoscendo per le attività che faccio, dal procuratore al questore al prefetto e ai comandanti delle forze dell'ordine, oltre, ripeto, ad alcuni imprenditori, non ho motivo di dubitare
che le antenne saranno tenute alte. Poi noi come avviso pubblico abbiamo 30 comuni su 98 associati e ci siamo già allertati, e nei prossimi giorni, sempre con questi strumenti, avremo modo anche di ritrovarci per provare proprio ad essere delle sentinelle in collaborazione con le istituzioni su questo territorio. Sempre su questo tema, Annalisa ci chiede: vedi il rischio che le organizzazioni criminali si propongono anche come nuovi centri per l'impiego di manodopera malpagata, oltre che come le nuove banche per le aziende in difficoltà? Di questo abbiamo già parlato, però per la manodopera in effetti c'è anche un problema qui in Veneto sulla raccolta della frutta, perché in questo momento mancano migliaia di persone che potrebbero essere in qualche modo sostituite dalla criminalità organizzata. Sì, intanto saluto Annalisa, che è una collega bravissima che recentemente ha fatto un'inchiesta molto importante su Verona In sulla mafia. E la sua domanda è molto pertinente, nel senso che la Guardia di Finanza di Soave, per esempio, l'anno scorso ha fatto le 3 più importanti indagini sul caporalato in Italia, e quindi ecco l'esigenza, cioè i mafiosi dovete pensare che sono storicamente degli intermediari, cioè si pongono nel mezzo, e quindi tra la domanda di manodopera e la offerta di manodopera ci può essere sempre qualcuno che si mette in mezzo e che quindi non solo riesce, diciamo così, a procurare manodopera a basso costo e sfruttandola, ma dietro lì ci sta anche poi tutta l'evasione fiscale e contributiva, che è la madre, diciamo così, della mafia e della corruzione. Ecco perché io dico il controllo tra pari, cioè quello che succede in un determinato comparto economico, innanzitutto lo sanno bene gli operatori, e il mondo delle banche deve facilitare l'accesso al credito. Oggi ci sono delle garanzie importanti, ora vedremo la conversione anche del decreto Cura Italia. Lo dico perché in Veneto dei direttori di banca sono stati arrestati recentemente, proprio perché aprivano e chiudevano conti ai mafiosi permettendo loro di riciclare. Ecco, quindi è molto importante che si accendano i riflettori sia sul versante del credito sia sul mercato, diciamo così, dell'impiego. Ecco perché io dico i controlli devono continuare ad esserci, anzi rafforzati oggi non solo con le persone ma anche con l'impiego delle tecnologie, e l'incrocio di dati contenuti in diverse banche dati può essere molto utile. Chiudo solo su questo perché è molto importante. Anche le mafie straniere possono arrivare nel mercato della manodopera. Allora è molto importante che ci sia una cooperazione internazionale. La pandemia è un problema globale, non ci sono soluzioni nazionali. Allora, io nei giorni scorsi ho letto un allarme del procuratore Bombardieri di Reggio Calabria, dice che si sta cercando di indebolire Eurojust. No, strutture come Eurojust e Europol, cioè le strutture investigative europee contro le mafie e la corruzione, in questo momento vanno come la sanità, sostenute, perché ci possono aiutare a garantire che i flussi di denaro che servono per la ripartenza vadano in mani giuste e che i diritti non vengano negati. Questo è molto importante. Una testimonianza di quello che stavi appena dicendo ci arriva da Martina, che dice: nel mio piccolo posso portare la testimonianza del fatto che da una ventina di giorni ci sono intermediari di non meglio identificate società, comunque non del settore, non conosciute, che offrono somme basse e non trattabili per l'acquisto di aziende alberghiere a Verona che erano già in vendita. A tappeto hanno mandato offerte a tutti i proprietari. Ecco, premesso che abbiamo già parlato di questo, ma qualora un esercente, un proprietario o comunque chi opera nel settore alberghiero o di qualsiasi altro settore si trovasse ad avere qualche tipo di offerta sospetta, cosa deve fare per magari denunciare questo tipo di azione? Beh, io direi sicuramente di rivolgersi alla propria associazione di categoria e poi di rivolgersi alla procura, alle forze dell'ordine, che voglio dire, andare a segnalare, ci sono delle persone molto attente nell'apparato investigativo, la segnalazione viene fatta in maniera molto discreta, ok? E soprattutto io sostengo che è molto importante l'accompagnamento da parte delle categorie, perché quando si va a segnalare non è che automaticamente si sottoscrive una denuncia, d'accordo?
e questo proprio per tutelare la sicurezza anche delle persone, però si cominciano a raccogliere degli indizi, d'accordo? E poi magari si prosegue con un confronto, però chi ha dei sospetti, anche la nostra amica che ci ha scritto poco fa, ecco, li segnali perché sono importanti, da subito, bisogna subito stare attenti a quello che succede nei nostri territori, non permettere che i giorni che passano permettano a questa gente di fare questi cambi di proprietà, questi passaggi. Purtroppo siamo in chiusura, avremo anche qualche altra domanda, non riusciamo a rispondere a tutte, però ti volevo fare l'ultima domanda, che è quella di raccontarci di Avviso Pubblico, che è nato negli anni 90 e opera sul territorio ormai da un quarto di secolo, se non di più. Sì, grazie. Allora sì, Avviso Pubblico, questa associazione è nata a metà degli anni 90, tra l'altro in Emilia-Romagna, non al sud come molti pensano, sulla base di un principio che 14 bravi e giovani amministratori si diedero, cioè se la mafia è organizzata, noi dobbiamo essere altrettanto organizzati per promuovere legalità e trasparenza sul versante degli enti locali. Partiti in 14, oggi siamo 450, quasi 90 in Veneto, 30 in provincia di Verona. Cosa facciamo? Attività di sensibilizzazione, quindi in questi giorni abbiamo questo progetto Contagiamoci di cultura, presentiamo libri che parlano di lotta alle mafie e alle corruzioni e facciamo delle videoconferenze come voi. Se posso approfittare, dico che la prossima sarà domani, Certo. su agromafia e caporalato con Giancarlo Caselli e Marco Mizzolo. Poi facciamo formazione agli amministratori locali e ai dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, nella convinzione che è la conoscenza il primo elemento per sconfiggere le mafie. Terzo, raccogliamo buone pratiche amministrative e le diffondiamo. Ecco, questo che cosa ci dice? Che non è vero che sono tutti uguali i politici, perché sennò questo aiuta il coronavirus e distrugge la democrazia. Ci sono uomini e donne molto competenti, oltre che onesti e capaci. Ecco, chi fa bene le cose, amministrare un bene confiscato, fare un'attività seria di anticorruzione, stimolare la partecipazione delle persone. Noi abbiamo un sindaco in provincia di Mantova che da 5 anni fa Raccontiamoci le mafie, una rassegna culturale. Ecco, queste attività messe insieme, conoscenza ed esperienza, che noi cerchiamo di fare in maniera sistematica da nord a sud, mirano proprio a creare una barriera contro le mafie, ma soprattutto di essere un grande stimolo, ecco, per fare qualcosa di utile e di importante, seppur nel nostro piccolo, per la nostra Repubblica e per il nostro Paese. Grazie Pierpaolo Romani del tuo impegno, ma soprattutto di questa mezz'ora insieme a Eraldo. Ci hai fatto inaugurare questa serie di incontri in diretta, devo dire molto bene, quindi grazie ancora per il tuo impegno. Ci sentiremo più avanti, magari con approfondimenti all'interno della nostra testata, se lo vorrai, e ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto, sia qui su Facebook di Eraldo, 13:31, con il giornalista Mauro Mazza, che ci racconterà di comunicazione e giornalismo al tempo del coronavirus e soprattutto cosa ci aspetta come insomma, comunicazione e cosa dobbiamo fare attenzione quando ci informiamo. Grazie Grazie a voi. Ernesto e grazie Grazie a tutti. ancora Pierpaolo. A presto, a domani. Ciao. Ciao. Grazie. Arrivederci.